diamo agli italiani la possibilità di essere noi i futuri responsabili del governo del Paese. Per arrivare a questo bisogna che si verifichino due condizioni. Dopo la prima è quella che non si abbia la maggioranza e che si abbia in Parlamento una maggioranza non viziata dalla presenza dei traditori. Due, che non ci siano piccoli partiti di cui avere la necessità per formare la maggioranza. L'altra condizione è che noi con questa maggioranza si possa modificare la Costituzione e introdurre nella Costituzione dei cambiamenti per cui il Consiglio dei Ministri possa nominare e revocare i ministri, il governo possa usare lo strumento del decreto di legge immediatamente efficace senza ottenere l'autorizzazione del Capo dello Stato. Terzo, che un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri che va in Parlamento venga esaminato e approvato da una sola Camera con un numero di deputati dimezzati, 3, in un tempo massimo di 90 giorni, 120 giorni, 3 mesi o 4 mesi. Quarto, che la Corte Costituzionale venga nominata in un modo diverso, con tutti i giudici da ridursi al numero di 9 eletti dal Parlamento e con un sistema di votazioni che preveda delle maggioranze qualificate. Non si può approvare una legge su cui ha lavorato l'intero Parlamento con un solo voto di maggioranza, no. Bisogna che siano d'accordo 2/3 dei giudici, magari anche i 3/4 dei giudici. E infine, vedendo cosa è successo con i recenti capi dello Stato, che non siano più i segretari del partito a decidere chi sarà il Presidente della Repubblica, ma che il Presidente della Repubblica lo possono decidere i cittadini attraverso l'elezione diretta da parte loro del capo dello Stato. Ho finito, quindi siamo come nel 94 o anche di più di fronte a una scelta di campo, o di qua o di là. Di là con la sinistra che si porta dietro un carico di invidia verso gli altri, di invidia sociale, che diventa quindi la sinistra delle tasse, che non vuole abolire l'IMU, tantomeno restituirlo, che vuole fare un aumento dell'IVA, che non toglierà l'IRAP, che intende mettere sulla testa delle famiglie benestanti e ricche una imposta patrimoniale del 40 miliardi di euro. La cifra è stata formulata dalla CGIL, è una cifra folle, anche perché in Italia i contribuenti ricchi sono dei numeri molto bassi. Sapete quanti sono i contribuenti che pagano, che dichiarano di più di 1 milione di euro all'anno? 2.366. Quelli che dichiarano di più di 10 milioni, 29. Abbiamo fatto tutti i calcoli, anche mettendo su questi contribuenti un'imposta patrimoniale del 30%, si porta a casa 3-4 miliardi di euro. Quindi per arrivare ai 40 miliardi bisogna mettere una patrimoniale su tutte le famiglie italiane, sulla loro casa e sui loro risparmi. Questa è la sinistra con cui avremo a che fare se gli italiani decideranno di farla prevalere. Di qua invece, mi dimenticavo, la sinistra che fa partire tutto dalla sua concezione dello Stato, che deriva dall'ortodossia comunista, per cui i cittadini devono essere al servizio dello Stato. La nostra filosofia, la nostra ideologia è completamente l'opposto. Noi pensiamo che lo Stato, uno Stato amico dei cittadini, debba essere lui al servizio dei cittadini. E da questo derivano molte cose, deriva il fatto che lo Stato deve imporre meno tasse possibili ai cittadini, deve garantire i loro principali diritti, deve garantire i principi fondamentali, il principio della vita, il principio della famiglia, deve cioè essere uno Stato prodigo di attenzioni nel quale i cittadini
possono avere la massima fiducia. Di là o di qua, se il voto degli italiani sarà un voto consapevole e verrà di qua, noi garantiamo che tutto ciò a cui ci siamo impegnati nella campagna elettorale e a cui ci stiamo impegnando sarà realizzato. E se c'è qualcuno che ha la credibilità per dire questo, è il nostro partito. Perché? Perché nel 2001, tanto nel 94 siamo stati i primi a presentare agli elettori un programma. Prima del 94 i vecchi partiti non hanno mai presentato un programma e non dicevano con chi si sarebbero alleati per governare e non dicevano che sarebbe stato il Presidente del Consiglio. Con la mia entrata in politica io ho imposto che ci fosse un programma scritto e che i cittadini sapessero quali fossero le alleanze di poi e chi fosse il Presidente del Consiglio. Nel 2001 ho fatto un passo avanti, ho presentato, vi ricorderete la Vespa, la firma pubblica, un contratto per gli italiani che aveva 5 punti, tra cui per esempio il fatto di portare più di 1 milione di pensionati, aumentandogli la pensione al milione di lire al mese, c'erano ancora le lire, l'euro è entrato in funzione dal 2002, di approvare una legge, la legge Biagi, che doveva aumentare di 1 milione i posti di lavoro, di abrogare la legge e la tassa sulle successioni e sulle donazioni e via dicendo. Bene, quei 5 punti sono stati tutti realizzati. L'Università di Siena, che è un'università di sinistra, mantenuta con i soldi della Fondazione Padrone del Monte Paschi, ha esaminato con spirito ostile quel nostro contratto e ha determinato che fosse stato realizzato per l'80%. Noi riteniamo 100%, ma anche l'80% ci sta bene perché avevamo detto che ci impegnavamo a realizzarlo 4 punti su 5. Nel 2008 abbiamo fatto ancora di più, abbiamo presentato 6 punti di programma e li abbiamo, anche se siamo stati al governo solo 3 anni e mezzo, li abbiamo tutti realizzati. Ne dico qualcuno, il primo punto era di risolvere in fretta il dramma, la tragedia dei rifiuti a Napoli in Campania, il dolore che avevo quando vedevo le televisioni straniere che non dicevano Napoli under trash, ma dicevano Italy under trash, l'Italia che deve attirare turisti, l'Italia del paese, l'Italia dell'arte, dei beni culturali, un disastro. In 58 giorni abbiamo risolto il problema, lasciamo Napoli e la Campania unita. Adesso ci dicono, ma c'è ancora il problema dei rifiuti, non ci credo. Noi siamo venuti via, avete fatto funzionare il termovalorizzatore di Acerra, siamo venuti via dando il compito al comune amministrato dalla sinistra, allora, di costruire un termovalorizzatore qui, un altro termovalorizzatore qui, abbiamo indicato dopo una ricerca privata i siti, una discarica qui, un'altra discarica qui, non hanno fatto niente. E oggi a Napoli, come si risolve il problema dei rifiuti? Si mandano in nave all'estero. Un prezzo alto da pagare, ma soprattutto una figura di, dite voi di che cosa? Perché un paese civile che dimostra al mondo di non sapere nemmeno risolvere un problema semplice come quello dei rifiuti. Poi, secondo punto, abbiamo detto abolire l'ICI, fatta nel primo Consiglio dei Ministri. Terzo punto, lotta alla criminalità. E qui lasciatemi essere orgoglioso, abbiamo svolto una lotta contro ormai la criminalità. C'era nel sottopunto il fatto che dovevamo individuare i più pericolosi latitanti. Su 34 latitanti da molto tempo, citati come pericolosi, ne abbiamo assicurato alla giustizia 32. Abbiamo assicurato alla giustizia 6.000 presunti mafiosi. Con una nostra legge siamo riusciti a sequestrare e poi a confiscare in parte più di 20 miliardi di capitali alle famiglie mafiose. E poi ancora c'era l'impegno a far entrare in funzione l'alta velocità da Torino a Salerno. Io sono andato da Milano a Roma l'altra settimana in 2 ore e 41 minuti. Abbiamo fatto anche quello. Tutti 6 punti realizzati. E allora se oggi ci presentiamo agli italiani e diciamo ci impegniamo a questo, a questo, a questo,
soprattutto nel primo Consiglio dei Ministri ci impegniamo, uno, ad abolire l'IMU e a deliberare la restituzione del soldo versato per l'IMU dalle famiglie italiane entro il mese di maggio. E abbiamo trovato la copertura, naturalmente. Due, ad abolire il finanziamento pubblico dei partiti. Tutti i nostri candidati di votare per restare al servizio del Paese massimo 10 anni, 2 legislature, di votare per il dimezzamento del loro stipendio di parlamentari, di votare per il dimezzamento del numero dei consiglieri della regione, delle province, dei comuni, per il dimezzamento dei loro emolumenti. E credo che anche questa sia una cosa importante. 3. Dobbiamo votare per la legge di modifica costituzionale per far sì che il nostro Stato possa diventare uno Stato davvero e pienamente governato. Questo è il nostro programma in sintesi estremissima, i punti del programma sono molto numerosi, abbiamo messo dentro tutta la nostra esperienza da imprenditori e tutta la nostra esperienza per essere stati al governo, pur in quelle terribili condizioni di non poter fare molto per quasi 10 anni. Vorrei ricordare anche che nonostante quelle difficoltà sono state 57 le riforme che abbiamo in questi anni attuato. Vorrei dirvene qualcuno, ma non voglio veramente approfittare della vostra pazienza, ma sono state riforme importanti. Prima parlavo con una persona venendo qui, ho ricordato la legge contro il fumo, che ha dato la libertà a tutti coloro che, la legge sul nuovo codice della strada che ci fa risparmiare con la patente a punti 100.000 incidenti e molti morti ogni anno calcolati solo sulle strade extraurbane, la riforma della scuola, la riforma dell'università, l'eliminazione del fermo militare, della leva militare che ha regalato un anno di lavoro in più ai nostri studenti e via di questo passo. 57 riforme che non hanno fatto gli altri, bisogna scusarli perché restavano al governo soltanto 11 mesi, in 11 mesi non si può davvero combinare niente. Ho finito, voglio formulare a voi che Egidio mi ha chiamato collaboratori, ed è il termine vero, di chi è un vero imprenditore, di chi si tira sulle maniche in mezzo ai suoi, che non sono mai dipendenti, sono amici con cui costruisce nuova ricchezza, pensando certamente al benessere della propria famiglia, ma facendosi anche il carico del benessere delle famiglie di tutti coloro che condividono la fatica e il lavoro con lui. Quindi, da questa crisi e che tutti possiate in questo anno che viene realizzare per voi, per i vostri cari, per la vostra azienda tutti i progetti e i sogni che tenete nella mente e nel cuore. Auguri.